Va ora in onda la rassegna stampa. No, sono contento, sono contento perché alla fine l'atmosfera natalizia trionferà, sta già trionfando, nonostante ci sia una vera e propria gara quest'anno tra chi vuole ricordare che è Natale, quindi vuole raccontare il significato di questa festa, e chi invece non lo vuole fare perché c'entra ancora una volta la politica. Sembra incredibile, ma è così. La politica è entrata ormai anche nel Natale. Buongiorno, 7:31, buongiorno da Sammy Varin, buongiorno Simone, ragazzi, gelato al Simone 2, signori, questa mattina, ma ci vuole ben altro per farci fuori, anzi, è pronto per andare in snowboard. Bravo, ottimo. Spezziamo una lancia per tutti coloro che si stanno permettendo un qualche giorno di vacanza. I più furbi ci vanno adesso, certamente, perché sotto Natale ti pelano come non mai, ma la lancia principale, Sammy Varin, la spezza per coloro che non si permettono la vacanza, ma che magari pensano a noi di Radio Libertà, visto che vi teniamo compagnia in maniera ben differente dalle altre radio. E allora grazie a coloro che ci passano a trovare in questi giorni. Siamo a Milano, via Bellerio 41, metropolitana a fuoricentro, e dalle 6 del mattino fino alle 8 di sera c'è sempre qualcuno che vi apre e vi offre un buon caffè padano. Grazie ad Angelo che ci è venuto a trovare nel weekend, Angelo De Biasio, uno di quelli tosti della Lega e storici. Grazie a Walter di Gorizia, sono in molti che mi state scrivendo, anche chi ha la fortuna o la sfortuna di possedere il mio numero personale. Mi scrivete: mi ricordi per favore il conto corrente postale della radio? Mi offendo, non potete non saperlo a memoria, recitiamolo insieme, ma lo trovate anche qui sul sito di Radio Libertà. Facciamoglielo vedere, dai Simone. Allora tu vai sul sito radiolibertà.net, schiacci dona ora e voilà, eccolo qua. Sostienici con una donazione, versamento con carta di credito oppure versamento con bollettino di conto corrente postale. Radio Libertà, via Bellerio 41, Milano, il beneficiario, e poi il conto corrente postale, sacro conto corrente postale 3767 1294, ripeto 3767 1294, causale del versamento contributo volontario, e voilà. La prima volta che andate in posta è semplice, facilissimo, e soprattutto potete decidere se aiutarci anche semplicemente con 5 euro, perché Sammy Varini io lo sento da una vita, fin dagli anni '80 che lo sentivo per radio, e adesso sentirlo a Radio Libertà, che conduce la trasmissione più seguita, la rassegna stampa, è un qualcosa di ulteriormente diverso che non aveva mai provato in vita sua. È vero, da più di un anno conduco la rassegna stampa, per me è la prima volta, sono molto emozionato. C'è anche la possibilità, certo, di un versamento con bonifico bancario, e c'è il numero di IBAN, che è un numero lungo, per cui vi invito ad andare direttamente sul sito radiolibertà.net e ricordatevi di noi anche, e noi siamo anche più contenti se ci venite a trovare qua nei nostri studi di Milano. Grazie davvero a tutti voi che avete capito, insomma, che siamo una radio che vive soltanto praticamente grazie ai vostri contributi. Di cosa parliamo quest'oggi? Prima di tutto, oggi è già martedì, diciamolo, sono martedì 9 dicembre, perché io sono convinto che sia lunedì. Sammy Varin non è lunedì, oggi è martedì. Ieri era l'Immacolata ed era vacanza, me lo sto autodicendo, ma non ci credo ancora che oggi è già martedì. Martedì è proprio martedì, ed essendo martedì, oggi alle 13 arriverà La Cittadella, la nuova trasmissione di Borgonovo, vice direttore della Verità, che è rientrato nella sua casa. Noi siamo stati la prima radio che lo ha ospitato appunto in versione radiofonica. Bene,
Borgonovo conduce La Cittadella ogni martedì e giovedì alle ore 13 su questo canale. Oggi è martedì e avremo anche la Belva Civile, la trasmissione dell'onorevole Nicola Ottaviani della Lega, che di solito c'è il lunedì alle ore 12, ma ieri non eravamo in onda perché era festa. Lo manderemo in onda quest'oggi con argomentazioni assolutamente potenti, come lo spread italiano che è mai così basso, e come Salvini che purtroppo va a processo tra qualche giorno, nel silenzio generale, lui che i confini dell'Italia li ha difesi. Ma per fortuna arrivano buone notizie su questo fronte dall'Europa e tra poco ve ne parlo. C'è Gabriella Monti che invece ritornerà in onda domani, mercoledì, alle ore 15 con la sua Mi ritorni in mente, storica trasmissione. Si era fermata per qualche anno, ma la Gabriella è così e si deve far desiderare. Torna in onda sulle nostre frequenze ogni mercoledì alle ore 15. Ho fatto la signorina buonasera, adesso posso anche tornarmene a letto col cavolo, ragazzi. Mai come oggi, ragazzi, oggi facciamo un'edizione straordinaria della rassegna stampa, andremo avanti fino alle 18 perché vale la pena leggerli tutti oggi i quotidiani, ma vi dico, di solito io parteggio per uno o per l'altro. Oggi posso assicurarvi che qualunque quotidiano compriate, persino il nostro quotidiano di riferimento, il Manifesto, va bene, giuro, guarda, non è mai capitata una cosa del genere. Però io quest'oggi parto da quello che non vi aspettate, perché la mia rassegna stampa non è uguale alle altre, e chiaramente se avete scelto Radio Libertà, chi ci segue nella banda DAB della Radiolina, chi ha scaricato l'applicazione e ci ascolta dal telefonino, chi è andato col telefono, anche col telefono, sì, ma soprattutto col computer sul sito radiolibertà.net e vedete anche il video, chi ci guarda su Facebook e su YouTube. Un grazie particolare a tutti gli amici della Lega Salvini Premier, perché sulla pagina Facebook dei Lega Salvini Premier c'è la diretta della rassegna stampa. Beh, signori, cercate qualcosa di diverso? Il titolo che non vi aspettate è su Italia Oggi. E non è questo la riscossione in pressing, sono raddoppiati i pignoramenti presso terzi dai 323.000 del 2023 ai 601.000 del 2024 e le iscrizioni di fermi amministrativi cresciute da 288 oltre 500.000. Non è questo, nonostante sia assolutamente importante come titolo. Quello che a me interessa è questo. Il nord-est della Lega vuole nominare Luca Zaia come suo rappresentante. Signori, questa è la notizia che mette in pagina solo il quotidiano Italia Oggi, che era già nell'aria da un po', ve l'avevamo anticipata, visto che, guarda caso, la nostra sede è al piano di sotto dell'ufficio di Matteo Salvini, ma guarda un po', fammi vedere cosa dice questo articolo. Non si tira indietro. È giusto che la Lega al Nord abbia un suo frontman. Contro Matteo Salvini? No. Ma al Nord la Lega merita autonomia. Non più presidente del Veneto in attesa del suo destino istituzionale, e ne parlano altri giornali del destino istituzionale, più che quello di Luca Zaia, quello del suo posto certamente, sindaco di Venezia, parlamentare. Luca Zaia scalpita anche perché teme al nord una perdita di consensi della Lega alle politiche, come è avvenuto alle regionali, ma non la casuale esclusione del Veneto, dove lui ha capeggiato la lista del Carroccio. In Veneto, ma anche in Piemonte, Lombardia, Friuli, i leghisti storcono il naso verso Salvini, che secondo loro è assai poco nordicentrico suona malissimo, nordicentrico avrei scritto, nordicentrico, è colpevole dell'afflosciamento elettorale in talune aree del nord. Così
l'articolo che c'è questa mattina, l'unico che ne parla, Italia Oggi. Allora, noi non ce ne frega niente che Salvini, cos'è che ha scritto, ci abbia flosciato, eccetera, eccetera. Queste sono le stronzate che dicono alcuni. Semplicemente Matteo Salvini sta facendo un lavoro importantissimo a livello nazionale sul fronte infrastrutture, compresa la situazione Olimpiadi, che adesso cominciano anche ad amarla gli amici del PD, le Olimpiadi cominciano a piacere anche agli amici del PD. Ma guarda, ma buongiorno PD, ma salve, e giustamente ci vuole un leader che si occupi soprattutto del treno Nord con la T finale, il treno Nord, e Luca Zaia sarebbe l'ideale, quindi non solo il nord-est della Lega, come scrive oggi Italia Oggi, ma anche il nord-ovest, è un Luca Zaia che avesse il piglio per rompere le balle ogni giorno, un po' come faceva ai tempi Roberto Calderoli, vi ricordate? C'era anche più giovane, eccetera, ai tempi, subito dopo la secessione, eccetera, Calderoli irrompeva ogni giorno nell'agone politico. La malattia di Umberto Bossi chiaramente aveva obbligato il capo a non uscire ogni giorno con le sue battute potentissime, e allora ci pensava Roberto Calderoli. Luca Zaia potrebbe fare questo lavoro? Punto di domanda. Chiaro, la sua serietà da una parte, ma anche la sua autorevolezza dall'altra, sfiorerebbe altre corde, forse anche molto più importanti e più potenti. Torneremo sull'argomento, questo per dirvi che oggi su Italia Oggi si parla della Lega che vorrebbe nominare Luca Zaia come suo rappresentante, non la Lega ma il nord-est della Lega. Che ne pensate? Non ve l'ho detto, ma ci sono nuovi ascoltatori sicuramente anche in questi giorni, perché ormai il Natale si avvicina sprombattuto e chi può magari si prende qualche giorno di festa anche durante la settimana. Potete inviarmi un WhatsApp al 340 6709 659. Già, il bello di questa rassegna stampa che non ha nessuno, tutti si fanno le proprie rassegne stampe e se ne fregano altamente degli ascoltatori. Noi invece la facciamo chiedendo a voi un pensiero. Cosa significa? Che in qualunque momento voi potete tranquillamente scrivermi un WhatsApp. Il numero è 340 6709 659, lo ripeto, 340 6709 659, e io vi leggo il messaggio. Ogni mezz'ora praticamente io apro il mio computerino e vi leggo tutti i messaggi. Bello bello. Partiamo dal giornale, signori? No, non posso farlo subito. Prima voglio divertirmi ancora un po'. Scusatemi, ma il bello della rassegna stampa è anche il divertimento personale di Sammy Varin. È un giochino che mi piace tanto. E allora svolazzo ancora un po' su alcuni quotidiani. Tu lo dici, lo so dove vuole arrivare Sammy Varin. Vuole arrivare sul suo quotidiano di riferimento. Bravo! Proprio qui voglio portarti, sul quotidiano comunista Il Manifesto, che titola questa mattina, potete immaginarvi da dove vuole partire. Il Manifesto scrive educazione americana e naturalmente c'è il povero negretto con le povere mani scure, nere, quelle che voleva tanto toccare il nostro generale quando era bambino, legate. Povero nero, chissà come mai lo hanno legato, lo hanno ammanettato. Che cosa avrà fatto di male? Avrà picchiato, avrà violentato, avrà semplicemente spacciato. Educazione americana, titola oggi il Manifesto, spiegando: le politiche trumpiane sull'immigrazione fanno scuola. Il Consiglio UE approva il regolamento sui paesi sicuri, il diritto d'asilo ridotto a questione geopolitica. Negli USA lo ius soli rischia di diventare privilegio. Già, negli Stati Uniti
si sta ripensando allo Ius Soli, dicendo ma forse abbiamo fatto una cazzata, e certamente la sinistra qui in Italia si trova in imbarazzo perché adesso dice vabbè, ma a che cosa ci appendiamo? Appendiamo appendino, no, non lo sanno neanche più loro. Fatto sta che la scelta dell'Europa di appoggiare quella italiana sui centri in Albania è la notizia del giorno, è inutile dirvelo. In taglio alto sul manifesto territori, l'Europa blinda Zelensky, il leader ucraino a Londra e poi a Bruxelles, non abbiamo il diritto di cedere il Donbass, insomma non vuole mollare neanche un chilometro del suo paesello, e andremo avanti con la guerra. Intanto però oggi Zelensky è qui da noi a parlare col Papa, ok? La martoriata ucraina, quindi tornerà su tutti i giornali, ma ne avremo modo di parlare, c'è tempo per parlarne. E dove vado? So che siete a caccia di altri titoli potenti e oggi vi dicevo, potete entrare in edicola, mettervi una benda agli occhi e scegliere a caso qualunque giornale, cioè che ne so, Il Messaggero, siete a Roma, Il Messaggero, titolo principale, migranti, sì dell'Europa all'Italia, ok? Che ne so, volete comprare Il Giornale? Il Giornale è uno di quelli altrettanto forti. Salvini alza il muro. Stop ai permessi per gli islamici. Io ad esempio comprerei oggi il quotidiano Il Giornale, cioè libero, che scrive ormai è terrorismo, catapulte contro la polizia, titolo principale, e subito sotto via libera della UE ai centri per i rimpatri. Catapulte contro la polizia è potentissimo, si parla chiaramente dei Notav, ma vi posso già dire che sulla Stampa ci sono 3 o 4 punti interrogativi su questi Notav, cioè se ne sono accorti anche loro, che sembra incredibile, sto parlando della Stampa, Repubblica, Gruppo Gedi, ancora per poco, lo sapete, ormai va in mano ad altri, ma la linea editoriale è sempre quella, sì. Non si parla oggi della radio, che fine fanno le radio del Gruppo Gedi, pissi bau, intanto non se ne è accorto ancora nessuno in redazione, né di Repubblica né sulla Stampa, non c'è nessun comunicato sindacale ancora. Ho detto delle cose, non ho detto proprio niente. Comunque sulla Stampa cominciano anche ad affiorare dubbi e che questi insomma Notav siano ma forse appena un po' pilotati da Scatasuna, il famoso centro sociale di Torino, ma sono dubbi lontani, ma forse potrebbe essere così. Ci torniamo, certo. Facciamo un giro sul Secolo d'Italia, che titola questa mattina La svolta giusta. L'Unione Europea detta le regole sui rimpatri e hub nei paesi terzi. Il modello Italia-Albania fa scuola, e lo so, sono frasi fatte che abbiamo già sentito e che sono state poi cancellate, sbianchettate da certi giudici, magistrati, eccetera. Tu dici, ma non è che ci riprovano di nuovo? Mi sa di sì. Però se è una scelta poi europea, se la decisione è dell'Unione Europea, c'è poco secondo me da insistere. Adesso l'ultima parola sarà al Parlamento europeo, che sappiamo non è proprio tanto leghista, ecco, diciamolo così. Però lo chiederemo nelle prossime ore, visto che abbiamo ricominciato anche con il Qui Europarlamento, e quindi oltre al collegamento con Roma quotidiano in ogni trasmissione ci saranno anche collegamenti con Bruxelles, parlando con gli europarlamentari della Lega e del nostro gruppo dei patrioti. Signori, qualcosina si sta muovendo e direi anche carino. Vediamo cosa scrive Walter Delle Donne. Ribadisco e discoriba, siamo sul Secolo d'Italia, che stranamente non dà titolo principale ad Atreyu, questa kermesse importantissima, avete visto, ormai trasmessa su tutti i canali, una specie di Sanremo nazionale. Stavo dicendo della politica, ma no, la politica è proprio una cosa accessoria, ci sono personaggi che con la politica non c'entra niente. C'è Raul Bova, signori, che sta per parlare sul palco, e faremo anche noi una speciale diretta. Col cavolo che facciamo anche noi.
Dai, sto scherzando. È tutta invidia, l'invidia di Sammy Varin che hanno avuto loro questa idea di tirare dentro in una kermesse di partito, Fratelli d'Italia, Atreju, gente che non c'entra assolutamente nulla con la politica. Che ti viene la domanda? Ma che cazzo ci fa la Venier sul palco ad Atreju? Ti viene questa domanda, ma è il bello che ti attira un fracco di attenzione che altrimenti non ci sarebbe per una kermesse politica, perché la gente ne ha piene le palle della politica, soprattutto quando non si arriva a nessuna decisione, che è il problema della politica. Sì, ragazzi, alla fine non decidi niente, o se decidi qualche cosa, come succede molto spesso a questo governo di centrodestra, ci sono poi giudici e magistrati che la interpretano come pare a loro. Comunque sia, quest'oggi sul quotidiano Il Secolo d'Italia si parla anche di Atreju, in taglio basso, il confronto Fini-Rutelli tra Marcord e Mea Culpa, e anche di questo ne parlano praticamente tutti i quotidiani. Dicevo l'editoriale di Walter Delle Donne, via libera da Consiglio UE al nuovo regolamento sui paesi sicuri e alla stretta sui rimpatri di immigrati irregolari che consente di creare hub in stati terzi. Le sue decisioni potrebbero sbloccare i centri in Albania, un piano del governo che si era arenato dopo la bocciatura dei giudici. Da Consiglio UE dunque è arrivata l'approvazione della modifica del regolamento UE sull'applicazione del concetto di paese terzo sicuro. Si sono dichiarati contrari Spagna, Grecia, Francia e Portogallo. Via libera poi da Consiglio UE Affari Interni alla semplificazione e alla accelerazione delle procedure di rimpatrio degli immigrati irregolari. Una giornata decisiva per la politica migratoria europea che segna, secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la svolta che l'Italia chiedeva da tempo. Al Consiglio Affari Interni i governi hanno chiuso l'accordo sul nuovo regolamento rimpatri che introduce per la prima volta obblighi precisi per i cittadini di paesi terzi irregolari, procedure accelerate e la possibilità di creare return hubs o centri di rimpatrio in paesi non UE, quindi fuori dall'Europa. E l'Italia già candida ai centri albanesi a primo modello europeo di Return Hubs. Piantedosi ha rivendicato il ruolo giocato da Roma. Finalmente abbiamo ottenuto una lista europea dei paesi di origine sicuri, riformato completamente il concetto di paese terzo sicuro e ci avviamo a realizzare un sistema europeo per i rimpatri realmente efficace. Gli Stati membri potranno applicare procedure accelerate di frontiera, come previsto dal protocollo Italia-Albania, e i ricorsi non avranno più effetto sospensivo automatico, capito? E questo è importante. Un risultato che conferma quanto l'Italia, guidata da Giorgia Meloni, abbia fornito una linea chiara e coerente all'Europa sull'immigrazione, sottolinea Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia e CR al Parlamento europeo. Vi dicevo, questa è la buona notizia del giorno che trovate su tutti i quotidiani, quindi l'invito, ve l'ho detto, andate in edicola, comprate un giornale a caso, che vi frega, basta che non sia il Corriere dello Sport, va benissimo, trovate questa notizia tranquillamente. Non ci credete? Beh, allora io comincio a portarvi in giro. No, ce n'è ancora uno, dai. Questo è carino, ve lo devo leggere. Il Riformista. Il Riformista è stupendo, il titolo del Riformista, lo amiamo. 2 euro spesi bene, insomma 2 euro un prezzo un po' da ladri, però guardalo qua, la grande muta. Signori, la grande muta, sai che sì, c'è tempo di muta, no? Il pelo del gatto adesso si fa invece bello, morbidoso, i miei 3 gatti sono tutti, sono dei peluche col pelo invernale, ma ogni tanto arriva la grande muta. Chi è la grande muta? È la Schlein. E nella faccia, signori, è veramente, ma io non lo so, ma però qui siamo... È quasi da querela, secondo me. Il PD cambia pelle e lotta contro il sionismo. Nato a sinistra, Del Rio e Fiano nel mirino, Schlein tace. Fassino che dice così non va. La grande muta è proprio la... Scusate, ma
sto morendo, mi soffoco da solo dal ridere. La grande muta è proprio la Schlein, capito? E vale la pena comprare oggi Riformista solo per questo titolo, solo per ridere un po'. Chiaramente non ridiamo della faccia della Schlein, ma ridiamo perché non dice niente sul PD che ha cambiato traiettoria e adesso lotta contro il sionismo. Ma non solo su quello, chiaramente ci sono altre motivazioni. Torneremo certo su queste argomentazioni, ma adesso fatemi tuffare, mi tuffo sui quotidiani. Come al solito io parto da quello che voi non pensate mai, perché mi piace confondere l'idea al nemico. So che questa radio è ascoltata da tantissimi leghisti, da moltissimi che votano centrodestra, da tantissimi che non votano, che hanno un po' perso la speranza, scritto con la S minuscola, verso la politica, ma anche da molti che non votano assolutamente centrodestra, ma votano centrosinistra o comunque qualcosa in quell'alveare. Bene, nel senso, sono cacchi vostri, Io vi porto oggi su Avvenire, perché Avvenire lo sapete, un po' di chi, un po' di là, ma soprattutto un po' di là, cioè è diventato ormai il manifesto quotidiano catto comunista, potrebbero scriverci, al posto di quotidiano di ispirazione cattolica. Avvenire titola questa mattina: l'UE chiude le porte, ok? L'Unione Europea chiude le porte, intesa tra i governi dei 27 sui nuovi criteri per i paesi considerati sicuri per i rimpatri e la possibilità di centri di espulsione dei migranti in nazioni terze come in Albania. Il ministro Piantedosi si intesta la svolta. Sui capitoli controversi dovrà esprimersi pure l'Europarlamento, che lo sapete non conta assolutamente nulla, però è molto di sinistra e quindi sarà interessante capire come voterà il PPE e naturalmente i paesi che fanno capo al PPE che ci sono dentro. Siamo sempre sul quotidiano Avvenire. Quello che interessa a me è in taglio basso e parla di intelligenza artificiale. Ve l'avevo già proposta qualche settimana fa questa notizia, ora ci sono arrivati anche gli amici di Avvenire, che parlare di questa cosa su un giornale cattolico è decisamente particolare. Sì, in taglio basso, il richiamo in prima pagina su Avvenire è per l'app che serve per parlare coi defunti, tra dubbi etici e legali. Signori, mai successo nella mia vita che oggi entro all'interno del quotidiano Avvenire, sento tutti i canti, alleluia, alleluia, anche noi oggi la mandiamo in onda, la mandiamo in onda anche noi oggi l'alleluia, assolutamente sì, alle 11.30 l'alleluia di Cohen, interpretata da Paola Massoni. Intanto però per la prima volta, sono quasi emozionato, eccoci a pagina 9 del quotidiano Avvenire, che parla di questa app per parlare con i cari defunti. Questa app mette in crisi il nostro rapporto con il lutto, scrive Andrea Ceredani oggi a pagina 9 di Avvenire. La nuova tecnologia, sfruttando l'intelligenza artificiale, espone anche i vivi a rischio di manipolazione dei dati. Quindi il problema è sempre quello della privacy. Cosa hai da dire? Proviamola, Sammy, come va da lassù? Ti è ancora tempo, non è ancora tempo, però quando chiaramente vorrete parlare con me, riceverete dei messaggi alquanto particolari. Ci parlo io con ChatGPT e queste cose qua, vi lascerò qualche ricordino di quelli fatto bene, che ne so, avrete un picciu come subito, come saluto variniano, no? E poi cos'altro? Scherzi a parte, l'avvocato Belisario dice: le nostre informazioni possono restare nel loro database per sempre. In poche parole, in quei 3 minuti che servono all'app per inventarsi il vostro morto di fiducia, quei 3 minuti poi rimangono per sempre nella memoria dell'intelligenza artificiale e possono essere utilizzati anche per altri morti. In poche parole, se volete parlare con la vostra nonna, nella vostra nonna ci potrebbe essere anche un po' di altri nonni che non c'entra niente con la vostra. Oddio mio, ragazzi, che casino. Fatto sta che per la prima volta, pagina 9 di Avvenire, si parla di questa app
per i cari defunti e non soltanto. In taglio basso poi giustamente ci si domanda se l'intelligenza artificiale supererà il confine della coscienza. Gli interrogativi etici e i dubbi filosofici al momento sono più numerosi delle risposte che abbiamo. Chiaramente tanta preoccupazione per questa intelligenza artificiale che in alcuni casi, come nell'ambiente sanitario, può sicuramente aiutare, ma ci vuole sempre un cuore umano che piloti l'intelligenza artificiale. In altri ambiti ci sembrano un po' sciocchezzuole, e come quelle che vediamo in questi giorni su Instagram con il carro di Babbo Natale che vola di qua e di là, cose molto belle, carine, vedere Babbo Natale con le renne che svolazzano sopra Milano, tutto finto, però l'effetto è sicuramente, ci fa sognare per un attimo. Sono le 8 del mattino, oppure se preferite potrebbero essere le 8:30 della sera, certo, perché questa rassegna a volte va anche in replica alla sera tra le 20 e le 21. C'è la canzone indipendente e oggi andiamo a ritrovare il grandissimo Luigi Zimmitti, sassofonista siciliano, che ci fa sentire l'ormai nota in questo periodo Let It Snow. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ma che carino, modello cartone animato questa Lady Snow nell'edizione di Luigi Zimmitti, un mix di eleganza e ritmo per splendide atmosfere di serate esclusive. Chiaramente se avete voglia di festeggiare l'anno prossimo matrimoni, separazioni, funerali, lui si adatta a qualunque tema. Luigi Zimmitti, cercatelo su Instagram e su internet perché accompagna col suo sassofono ogni evento. Questo pezzo, datato 1945, è stato interpretato per la prima volta da Vaughan Monroe, poi da Frank Sinatra, Bing Crosby, Doris Day, Dean Martin. Let It Snow, con il buongiorno rinnovato da parte di Sammy Varin a chi ha acceso Radio Libertà e vi tengo compagnia durante il tragitto verso l'ufficio schiacciando DAB sulla vostra autoradio o semplicemente collegando il vostro telefonino all'autoradio tramite
l'apposito tastino che si parlano, e quello che va sul telefonino lo sentite poi nell'altoparlante dell'autoradio. Chiaramente chi non è capace se lo sente direttamente dal telefonino. Basta scaricare l'app di Radio Libertà, schiacciare sull'icona e sentite la vociona di Sammy Varin. Cari saluti da Enzo, che dice la notizia più importante di oggi è che siamo ancora qui e ci messaggiamo, anzi ci massaggiamo ancora di più. È vero, Enzo, questa sicuramente è l'ottima notizia del giorno, vale anche per me, ma soprattutto vale per tutti voi che decidete di accendermi la mattina. Meritata la critica americana, ci stiamo distruggendo. L'Unione Europea è la causa di tutti i nostri mali. Ciao, bravo Sammy, grazie, Graziella, sei sempre gentile. Sammy, hai ragione, la scatasuna è responsabile dei disordini delle città e specialmente sui luoghi della TAV. Però il sindaco Lo Russo chi appoggia col dargli la residenza del caseggiato? E viva Lo Russo! Sto scherzando, anche noi, anche noi. Continua la sottomissione all'Europa, ritroviamo la nostra dignità, altro che Unione Europea. Ci scrive invece Marco. Se avete dubbi, problemi, incertezze, fatevi avanti, scrivetemi un messaggio 340 6709 659 e intanto vi faccio anche vedere che c'è, certo, è sulla mia sinistra, perché ci sta guardando in radiovisione, questo bellissimo orologio inquadrato, ragazzi, l'orologio di Radio Libertà, con decine e decine di firme di voi che ci siete venuti a trovare l'estate scorsa a Pontida al nostro stand, ragazzi. Un orologio confezionato appositamente come regalo natalizio, che è qui negli studi di Radio Libertà di Milano in via Bellerio 41 e che aspetta di essere acquistato da qualcuno di voi. Chiaramente, signori, orologio unico, non ne abbiamo fatti altri con decine e decine di firme, compresa quella del generale Vannacci, di Alessandro Morelli, di tanti big della Lega, ma soprattutto con le vostre firme, compreso il pacchetto dell'orologio anche con il martelletto e con i chiodi, perché lo potete tranquillamente appendere nella vostra cucina e giù in cantina e dove cavolo vi pare ve lo mettete sto orologio. Certo, vediamo a chi lo daremo, dipende, certo, se ci offrite 5 euro, se ce ne offrite 50, con tutte le firme che c'ha dentro ne vale almeno 50. Veniteci a salutare, approfittate delle vacanze di Natale, noi siamo sempre aperti dalle 7 del mattino, anzi dalle 6 fino alle 8 di sera, via Bellerio 41 Milano, vi aspettiamo. Dove vado? Beh, per festeggiare, oddio, anche il Corriere per oggi è potente. Cioè, voi dite stai sui giornaloni, però il Corriere oggi intervista Raoul Bova. Perché? Perché ci sarà anche Raoul Bova ad Atreju. Sarò lì a parlare di social e fake news. I miei giorni di rabbia, è difficile difendersi. Raoul Bova, un esempio per tutti noi, ragazzi, vi ricordate le sue chat, gnignero, finite su tutti i social? Raoul Bova alla kermesse dei meloniani. Lui ne sa più di qualcosa, suo malgrado. Tra gli ospiti di Atreju ci sarà anche Raoul Bova. Quando? Alle 18 di giovedì nei giardini di Castel Sant'Angelo, a dialogare con Arianne Meloni e Francesco Barra di Internet, privacy e disastri social. Risponde cauto, c'è da capirlo, signori. Raoul Bova, e chi se lo perde, ragazzi? Alla kermesse di Fratelli d'Italia. Che invidia, che invidia. A Pontida non c'è mai venuto Raoul Bova e va ad Atreju. A proposito di Atreju, sono sul Corriere e nella pagina prima c'è il ritorno a casa di Fini, e questa notizia invece è su tutti i quotidiani. Un mio errore sciogliere AN, anche questo virgolettato, sempre su ogni quotidiano. Intervista a Gianfranco
Marco Fini, che è ancora vivo, politicamente of course, a Treiu la festa organizzata dai giovani di Fratelli d'Italia è stata inaugurata sabato scorso a Castel Sant'Angelo, si concluderà domenica prossima con l'intervento della premier Giorgia Meloni, che fondò la manifestazione da giovane militante. I volti TV da Conti a Venier. Oggi saliranno sul palco di Atreju i ministri Eugenia Roccella della Famiglia e Alessandro Giuli della Cultura. Domani tra gli ospiti ci saranno Carlo Conti, Ezio Greggio, Marco Liorni, Mara Venier in un incontro dal titolo La televisione e la cultura nazional popolare in Italia. In poche parole, Telemeloni, così. Domani questo è il titolo di Domani di Repubblica. Il confronto col PD sulla giustizia. Giovedì sulla riforma della giustizia e referendum costituzionale si confronteranno il guardasigilli Carlo Nordio con, tra gli altri, l'ex PM dei Mani Pulite Antonio Di Pietro, wow! Il costituzionalista Sabino Cassese, la deputata Deborah Serracchiani del PD. Ma venerdì è anche previsto un dibattito sul valore della stabilità, conti pubblici, come è cambiata la percezione dell'Italia nel mondo. Ospiti sul palco il ministro dell'economia, vai, Giancarlo Giorgetti, e il sottosegretario con delega all'attuazione di programma Giovan Battista Fazzolari. Insomma, ragazzi, secondo me a questo punto è tempo che anche noi della Lega ci organizziamo, facciamola durare 15 giorni la Pontida, l'Enla Bourrache, però insomma ne vale la pena, ragazzi, cioè, avete capito? No, neanch'io. Sono sul Corriere, vabbè dai, ci rimango. Trump rilancia l'assalto all'Unione Europea a titolo principale. Oggi il leader ucraino dal Papa e dalla Meloni. Speravamo che non ci venisse in Italia, visto anche alcuni nostri pensieri riguardo i soldi dati all'Ucraina, eccetera. Invece alla fine arriva anche da noi. La premier per la pace serve unità di intenti con gli Stati Uniti, quindi Trump rilancia l'assalto all'Unione Europea. Zelensky che ripete non daremo terre a Mosca. A Londra fronte costarme Macron e Merz. Questo è il titolo principale del Corriere, che però ha di spalla anche quest'altro: rimpatri e paesi sicuri, la svolta dell'Unione, Roma è il sì all'Albania. Tra le titolazioni c'è anche la maxi proposta da 108 miliardi, la disfida del cinema, l'offerta di Paramount per i film della Warner. Ancora in centropagina le amicizie, il nuovo singolo, i concerti. Emma si racconta, non mi è mai stata simpatica Emma, però giustamente è un volto molto noto e il suo è un esempio anche per tanti di noi. La malattia, le chitarre di papà, vivo di emozioni con le mie fragilità. Di spalla, altra notiziona, il primario arrestato e il sistema tangenti, così ti godi la vita, casa, auto, carte di credito. Incredibile come siamo ancora sensibili a queste situazioni. Una mazzetta al mese per smistare i pazienti nelle cliniche amiche, il sistema del primario di Roma che ama case, auto e carte di credito. Siamo sul quotidiano Il Corriere, penetriamo all'interno. Oro, nuovo stop della BCE, pensione e rottamazione, le sfide sospese della Lega. Francoforte, non sono chiare le finalità della proposta. Marco Cremonesi ed Enrico Marro, vi leggo l'incipit di questo articolo a pagina 10 del Corriere. Matteo Salvini lo ha ribadito anche ieri, la Lega vale più di quanto dicano i sondaggi. Il vice premier in un'intervista alla Verità, ieri la trovate in edicola, è che alle elezioni del 2027 saremmo determinanti per la vittoria del centrodestra. Il leader leghista parte dal buon risultato delle regionali d'autunno, ma vuole anche fornire un promemoria alla maggioranza. Per il momento i leghisti non si sentono di sventolare bandiere, non tutte quelle fin qui agitate sembrano aver trovato spazio nella manovra finanziaria. E dunque Salvini ricorda il proprio peso.
a Forza Italia, principale argine alle fughe in avanti dei leghisti, che peraltro rendono pariglia, ma anche alla stessa Premier. Alcune delle misure sono già date per rinviate, per esempio il taglio del canone Rai. Non ce la facciamo, dici? L'ipotesi fa digrignare i denti a Forza Italia, che teme aggiustamenti ai tetti pubblicitari, perché poi c'è in ballo anche Mediaset, chiaramente. Cioè, capisci che se togli i soldini alla Rai da parte di noi contribuenti, la Rai dovrà fare più pubblicità e questa pubblicità la ruberà alla torta pubblicitaria per Mediaset, ok? Quindi Mediaset avrà meno spazio in questa torta pubblicitaria, almeno questo è il mio dilemma, forse è così, chi lo sa, lo dice Sammy Varin soltanto, ma nella stessa Lega, nonostante l'emendamento sia tra quelli segnalati, si nutrono ben poche speranze, quindi sulla situazione taglio del canone. Tanto se non è quest'anno è il prossimo, prima o poi ce la facciamo. Così come sul blocco, scrive 2 volte il Corriere, nessuno rilegge gli articoli, non gliene fotte niente, tanto poi non lo comprate, dell'adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita o sulla flat tax fino a 100.000 euro per gli autonomi. Il termine del 31 dicembre per l'approvazione della manovra si avvicina, ma il disegno di legge di bilancio procede a passo di lumaca in commissione al Senato, dove le prime votazioni slittano, mentre gli emendamenti del governo sono attesi non prima di giovedì. Fatto sta, poi si parla dei vari emendamenti e gnignero. Giro pagina di nuovo, perché c'è qualcosa di molto più potente a pagina 11 del quotidiano Il Corriere, questo non me lo perdo neanche, l'intervista di Giampiero Rossi a chi? Ad Attilio Fontana, governatore di Regione Lombardia, signori. Ultimamente Fontana mi piace molto, lo amiamo, veramente lo abbiamo sempre amato, anche perché è uno di quelli che alle feste della Lega parla ancora di Padania, visto che io ci ho dedicato anche una canzone alla Padania. Cercate, se avete coraggio, su YouTube La Padania di Sammy Varin, uno scherzo, qualcosa di molto leggerino, carino e divertente, che però è un'idea che rimane. La Padania come la macro regione del nord, l'Italia come 3 macro regioni, uniti sì, ma all'interno delle differenze e delle responsabilità, signori, e cose importanti di cui oggi parla anche Irene Pivetti, ma ve ne dico un po' più in là. Le assenze alla Scala, Bossi aveva ragione. Alla politica romana il nord dà fastidio. Che è una frase, se non è da leghista celodurista questa, signori, è chiaramente, non saprei cosa dirti. Vuoi farmi sentire la Padania, scommetto? Se vuoi ce l'abbiamo. Lo so io, c'è Simone 2 che è eccitatissimo questa mattina, sarà che sta per andare a sciare. Fammene sentire un minuto, dai, la Padania, Sammy Varin! Sì, pronto? Ciao Sammy, sono Gabriele Zeggio, l'uomo gazebo. Secondo me questa canzone spacca. Buongiorno a tutti i malati, buongiorno a tutti i rasisti e anche ai pochi intelligenti. È una terra con tanta nebbia, ma le belle stesse de sicur. Mio il mar e ne manca minga, perché chi stu ben come un sciur, che la gente suda e laura, come invece fanno d'alter par. Mangen beven tuc la aroma e a num nanca un toc de pan. La mia patria è la Padania e la veri protegge e salva. Mi la senti come la mia mamma, per lei al cœur al bat come un mat. La Padania è la mia mamma, mi la veri protegge e salva da chi al ver fac fa.
e lui invece al Paul Pascià. La storica canzone di Sammy Varin intitolata La Padania, che trovate facilmente su YouTube. Certamente, ero salito sul tetto di Via Bellerio, robe pazzesche, dovete guardarvi il video, è divertentissima, ma portava un messaggio ancora molto attuale, visto che oggi a pagina 11 del Corriere della Sera c'è una bella intervista al governatore della Lombardia Attilio Fontana, con la polemicuzza che riguarda le assenze dell'altro giorno alla Scala, cioè alla Scala, inaugurazione della Scala, c'erano tanti personaggi eccetera, ma non c'erano quelli del governo. Meglio soli che con i romani che non ci capiscono e ancora ci soffrono perché siamo più bravi, signori. L'intervista di Giampiero Rossi ad Attilio Fontana oggi sul Corriere è imperdibile. Il giorno dopo la prima della Scala, il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, riprende la sua battuta sulla grande diserzione del governo all'apertura della stagione lirica ambrosiana. Ce ne faremo una ragione. Noi viviamo bene anche da soli. Stupendo, ha detto così Fontana. E la butta in politica, rispolverando argomenti che, come certi profumi, hanno il potere di riportare istintivamente alla memoria la stagione leghista del primo Umberto Bossi. Bersaglio, la politica di Roma, che continua a non capire, anzi a invidiare un po' quella del nord, ma anche una frecciata a qualche fratello leghista. La matriciana è buona per tutti. Quante volte abbiamo detto che andare a Roma ci si romanizza, e al tempo avevamo fatto anche un Parlamento del Nord. Chiaramente erano tutti esempi, segnali dell'insofferenza verso una politica romana che ti assorbe, o meglio ti fa diventare un ingranaggio, e poi quando sei ingranaggio devi soltanto girare per far girare tutto il resto. Presidente, com'era l'atmosfera della prima, considerate le tantissime assenze di figure istituzionali e di governo? Bellissima come sempre, risponde Fontana. Non si è sentita proprio alcuna mancanza, innanzitutto perché abbiamo assistito a uno spettacolo meraviglioso, un'opera di oltre 3 ore e mezza che è scivolata via velocissima grazie allo splendido lavoro della regia, dei cantanti, della scenografia e a una musica intensa. Insomma, una grande serata all'altezza della tradizione della Scala, che rappresenta sempre la nostra tradizione di eccellenza lombarda, e non è certo la maggiore o minore presenza di personalità istituzionali e politiche a incidere su questa magia. E io ho voluto esprimere il mio orgoglio di lombardo. A prescindere dalle presenze alla prima, però, l'idea che questo governo stia snobbando un po' Milano è sempre più condivisa, rintuzza il Corriere, ma non dipende da questo governo, dice Fontana. È Roma che da sempre vive con pregiudizio e fastidio la realtà lombarda, perché noi rappresentiamo ciò che dovrebbe accadere ovunque, che invece si realizza soltanto qui da noi. E questa cosa evidentemente fa girare un po' le scatole, che noi ci riusciamo e loro no, capito? E noi siamo vissuti come antipatici, come il compagno di classe secchione che non fa copiare, scrive il Corriere. Più o meno, risponde Fontana, però noi siamo secchioni simpatici e faremmo anche copiare volentieri, lo facevo già a scuola, però nel governo ci sono anche i ministri della Lega. Il problema, dice Fontana, è che la matriciana è buona per tutti, e qui rispunta anche è tutto un magna magna. Ritorniamo mercoledì alle 12, scusa, è tutto un magna magna con gli appuntamenti mangerecci, feste, sagre, ma avremo anche la signora delle stelle Deborah Bellotti che ci farà le previsioni per il nuovo anno. Cioè esiste un modo di pensare che definiamo romano, che è diametralmente opposto al nostro e che ha una sua brillante pervasività. Queste cose le diciamo da 20 anni noi della Lega, che non vuol dire io vi odio voi romani, vi odio tutti quanti. Non ce l'abbiamo con i romani, ma con il potere romano che ingurgita tutto e tutto, con la burocrazia romana, che significa non riuscire a fare un casso anche se hai delle buone idee.
E allora il domandone: aveva ragione Umberto Bossi quando voleva tenere tutti i parlamentari leghisti in un residence perché temeva che Roma li corrompesse? A distanza di tempo mi viene da dire che, come in tutti gli altri casi, Bossi aveva visto giusto. Quindi anche il famoso Parlamento del Nord, signori. E c'è qualcuno che mi ascolta che ci è andato alle sedute del Parlamento del Nord. In ogni caso, adesso anche all'interno della Lega sta tornando attuale il tema del Nord e delle politiche del Nord. Anche lei ha detto nei giorni scorsi che sarebbe favorevole a un eventuale ruolo dell'ex presidente del Veneto Luca Zaia come punto di riferimento per questo. Ve l'ho detto, ragazzi, se ne parla pissi pissi bau bau, ma oggi c'è anche un altro giornale che lo mette in prima pagina. Al di là dei nomi e dei ruoli ipotetici, la questione, a mio giudizio, va letta in questi termini. In questa fase di grande vitalità e trasformazioni è importante affrontare il tema del Nord, ma è un argomento da impostare adesso e non dopo, ed è un'operazione nell'interesse di tutti, perché il Nord, che produce di più e sostiene economicamente l'intero paese, non può e non deve rischiare di perdere o di vedere frenate le proprie potenzialità. Ragazzi, questa frase è da scrivere sul muro di casa. Ve la ripeto, ripetiamo insieme, perché il Nord, che produce di più e sostiene economicamente l'intero paese, non può e non deve rischiare di perdere o di vedere frenate le proprie potenzialità. Questo è il motivo per cui forse ci vuole un responsabile che si occupi solo del Nord all'interno della Lega. Questo lo sto dicendo io, chiaramente, ma mi pare che sia un argomento molto condiviso da leghisti e non soltanto da leghisti, e soprattutto se quel qualcuno dovesse chiamarsi Luca Zaia, amatissimo, è troppo poco, ancora di più, non solo dalla destra, ma anche dalla sinistra. E su questo non tutti sono d'accordo, anche a Roma, che si pensi di più al Nord. Siamo sempre sul Corriere, che oggi intervista il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. A Roma, risponde Fontana, certe cose non le capiscono. Ricordo ancora nitidamente quando, tanti anni fa, da giovane sindaco di Induno-Lona, dove fanno la birra in provincia di Varese, andai al ministero per portare alcune questioni relative ai lavoratori transfrontalieri. Sembrava che stessi parlando dei marziani. Ma è proprio questo il valore della territorialità della politica, rendere condivisibili i temi che altrimenti non avrebbero attenzione. Cioè, che ne sa Roma di Induno-Lona, ragazzi miei, Ma anche nella Lega ci sono anime e visioni diverse? Non direi, esistono semmai diverse sensibilità territoriali, ma sono convinto che attorno all'idea di un Nord politicamente centrale ci si compatta sempre ovunque. Quindi se parliamo di Nord politicamente importante, saremo tutti d'accordo, anche quelli che salutiamo caramente del Patto per il Nord, anche se loro virano un po' più verso il PD. Lo sappiamo, ormai ci andate a cena con quelli del PD, contenti voi. Quindi adesso cosa succede? Per quanto mi riguarda, succederà che la Lombardia continuerà a crescere, a essere competitiva con il resto del mondo. Avete visto anche alcuni articoli nelle ultime settimane. Il PIL della Lombardia, ragazzi miei, supera quello di altri paesi del mondo. E a lei cosa farà dopo la fine di questo suo secondo mandato alla presidenza della Lombardia? Farò fino in fondo il mio dovere, poi mi metterò a disposizione se e dove potrò essere utile, ma con spirito di servizio, consapevole di non essere imprescindibile. Ringrazierò sempre il mio partito per avermi dato la possibilità di essere sindaco, presidente del Consiglio regionale e presidente della regione. Chiaramente, signori, questa intervista è propedeutica, visto che insomma c'è un quotidiano, e ve lo rifaccio vedere perché oggi sono veramente bravo, è vicino Natale, quindi c'è Italia Oggi, che questa mattina titola "Il nord-est della Lega", scusami, adesso te lo faccio vedere anche a chi mi guarda in radiovisione, "Il nord-est della Lega
vuole nominare Luca Zaia come suo rappresentante, unico giornale che ne parla in prima pagina oggi, Italia Oggi. Visto che il nord-est potrebbe essere in mano a Luca Zaia, nel senso di portare avanti le istanze del nord-est, il nord-ovest potremmo darlo ad Attilio Fontana? Io sinceramente sarei più per un unico rappresentante del nord con la T finale, Però ditemi la vostra, ragazzi. Il bello di avere una radio pensatoio come Radio Libertà è stupendo. Io sono orgoglioso di poter parlare a questi microfoni e parlare a una platea sterminata che mangia pane e politica o semplicemente che ogni tanto fa un assaggino. Bene, cosa ne pensate? 340 67 09 659, un rappresentante per il nord dal punto di vista politico. Lo vogliamo? Intanto adesso c'è la pausa, ma non dovete spegnere la radio neanche per un minuto quest'oggi, a parte che sta arrivando Mare di Pensieri, la nuova canzone di Matteo Manfucci, che è un tenore crossover bravissimo, ma tra pochissimo io vi leggo il taglio basso dello stesso paginone del Corriere che intervista Fontana, perché il titolo è Stefani lascia il posto da deputato, attesa per le mosse di Luca Zaia. Dove andrà Zaia? Lo sentiamo tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Una robusta alta pressione continua a garantire un tempo stabile su tutto il nostro paese. In mattinata cieli sereni o al massimo parzialmente nuvolosi da nord a sud, con ampi spazi soleggiati. Da segnalare una nuvolosità un po' più compatta sulla Liguria, dove non è da escludere qualche debole pioviggine. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti particolarmente significativi, deboli piogge solo sulla Liguria. Per ora è tutto dal meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, cari Scette, cari Siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso. Perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il panettone che ti regalano se prendi le calze, detti anche scalfarì, cioè cerchiamo di capirci, cioè parliamo di un regalo particolare che fa davvero la differenza nella qualità dei prodotti né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo le olive ancora per 20 giorni, l'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva: Alberto, vecchie Alberto, l'olio bulve è sempre a galla, in francese, in italiano Alberto vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora, guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle, poche, belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre e gennaio vi garantisco ancora questa roba, poi permettetemi a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio Acerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte che con 6 bottiglie fai 6 regali. Chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni. Puoi parlare con me, con la Mira, se sono qua. Chiedete di me, fate quello che volete. Io sono qua, vi voglio bene, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà,
la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un grazie speciale lo devo a Radio Libertà per trasmettere il mio brano inedito Mare di pensieri. Spero che questo brano sia un buon auspicio per l'arrivo del Santo Natale, a scavare dentro nella propria anima, a guardare in fondo ai nostri pensieri e soprattutto ai nostri ricordi, che sono la cosa fondamentale per affrontare la vita. Ancora un grazie, Radio Libertà, e buon Natale a tutti quanti voi. Perché non riesci a dormire, la vita non ha discese e ci vogliono tante di quelle sveglie per salirla tutta. Rischio di affogare in questa notte dai colori sempre uguali, ma io non sono uguale. E tu chi sei? Che inciampi dentro i miei sogni e bussi tra i miei silenzi, ed io da qui riscrivo le mie parole, non cerco l'amore. Maledetto mare di pensieri, perché non vai a dormire per stringermi sulle tue rive? Cominciamo da ieri a viverci ogni giorno come se fosse l'ultimo secondo. Che non riesci a capire, la vita non ha promesse, non fa sconti e secondi, non conta niente. Tu sei più importante, sento di doverti delle scuse, forse ho camminato troppo e tu volevi correre. Io lo so, ti penso nei miei risvegli, tra qualche frase di Shakespeare. Maledetto mare di pensieri, perché non vai a dormire per stringermi sulle tue rive? Ricominciamo da ieri a viverci ogni giorno come se fosse l'ultimo secondo. Come se fosse l'ultimo secondo. Perdo dentro un mare di pensieri, ma fuori c'è una vita ed io la voglio respirare. Bellissima, bellissima frase. Fuori c'è la vita, io la voglio respirare. L'invito che facciamo veramente a tutti voi è: alzate il culo, uscite di casa, respirate la vita, qualunque sia la vostra condizione fisica o morale, respiriamo questa vita. E questa canzone di Matteo Manfucci, nuova, appena uscita, lui assolutamente sconosciuto come gran parte degli artisti che trasmettono in rassegna stampa, si intitola Mare di pensieri, la canzone di questo tenore crossover umbro con un pezzo che incanta e incarna la bellezza, la complessità dell'animo umano e che porta la firma dell'autore milanese che ben conosciamo, quel Piovani, che sta aiutando tanti artisti, giovani e meno giovani, a inventare dei piccoli tesori musicali. Daniele Piovani lo ha anche prodotto, ma c'è anche la firma qui di Ludovica Pennazzi, anche lei bravissima artista. Non posso che invitarvi certo a cercare Mare di pensieri di Matteo Manfucci e tenerlo d'occhio, anzi d'orecchio, perché immagino che ci sia
una bella produzione in arrivo. Il buongiorno si sente dal Varin, sono le 8:39. Buongiorno anche a chi ci segue su Facebook e su YouTube in differita e si ricollega e soprattutto condivide questa rassegna stampa anche ad altri amici o parenti. Oggi piatto ricco micificco, partendo anche dai vostri messaggi WhatsApp al 340 6709 659 e che parlano un po' di tutto, perché ci stanno terrorizzando parlando di una possibile guerra, si chiede Gian. Sammy, il canone non si può tagliare, altrimenti come si fa a dare milioni agli ospiti di Sanremo? Proprio soldi buttati, ci scrive Pietro. E poi c'è anche un messaggio audio, sentiamo che cosa dice questo. Ciao Sammy, ascolta me. Iteru, i gare su, perché no Terensanai là a rompire i maru, hai capito? Quindi, tocca che fa a spese nostre adesso. I fa bene a fal, perché in grande fai se anche noter. Ciao. Grazie. Marco, da Isè. Grazie carissimo, hai fatto bene a parlare in lingua, così non hanno capito niente. Infatti il nostro regista si chiede cosa avrà mai. No, parlava bene di voi meridionali. Questo messaggio è chiaramente un messaggio di fratellanza che non possiamo che condividere. Rapporto con Roma di Fontana, forse per questo Salvini compra un palazzo con Verdini a Roma. Maurizio, non ti è proprio andato giù, ragazzi, che Matteo Salvini si sia preso un'altra casa un po' più bella. Non gli è andata giù questa cosa, però si sa, lui ha dei risvolti piddini, mentre i PD non ne fanno queste cose, loro le fanno senza rispettare le leggi, ma allora qui questo è normale. Ancora WhatsApp al 340 6709 659. Ricordiamo alla smemorata di Roma che la prima e la seconda guerra mondiale sono state scatenate dall'Europa, non dalla Russia. Riuscirà a scatenare anche la terza? Ricordiamo che oggi Zelensky arriva qui da noi a Roma. Prima parla col Papa, poi con la Meloni. L'America e la Russia ci hanno liberati dal nemico, credo, non lo so. Alla Scala Mattarella ha mandato la gemella Segre. Se fosse stata vestita da uomo nessuno se ne sarebbe accorto della mancanza del presidente. Dai, ma questo è proprio irriverente. Prendo le distanze. Ma voi a sentire i nomi Zelensky e Ucraina ormai non fa venire la nausea? A me sì. Sinceramente a me dispiace soprattutto per tutta quella gente che sta morendo, e vorrei aggiungere anche inutilmente. Tu dici ma muoiono per la loro patria, e anche questo è un concetto molto bello, molto profondo, molto andiamo avanti fino a domani poi a parlarne. Firmo subito per avere Luca Zaia segretario della Lega Nord. Da sempre auspico la formazione del Lombardo Veneto. Meraviglioso Zaia, presidente della Lombardia, un pensiero che mi rende felice. Adesso esageriamo, ragazzi. Scusi Sammy, io preferirei Luca Zaia rappresentare anche il nord-ovest, pur abitando a Milano, perché il nord deve essere unito. È urgente ritornare a parlare di nord e dei suoi problemi, anche perché al sud non ci vogliono. E questa è un'altra bella... Ragazzi, riandatevi a sentire la canzone La Padania di Sammy Varin. Certo, non parliamo più di Padania, quella era un'esagerazione ai tempi della secessione, ma la questione del nord rimane bella forte, così come c'è anche la questione del sud, attenzione, e come? È che sai, sono tutti aggrappati alle nostre mammelle, ormai lo sappiamo, ma noi volentieri abbiamo tante mammelle, una per te, una per me, un po' per uno. Stefani lascia il posto da deputato, attesa per le mosse di Zaia. Sono di nuovo sul Corriere, nella stessa paginona dove c'è l'intervista ormai storica con il presidente di Regione Lombardia Fontana, che dice: le assenze alla Scala? Bossi aveva ragione, alla politica romana il nord dà fastidio, da incorniciare. In taglio basso, vi dicevo, ci si occupa del futuro di Zaia, con il neogovernatore forse via dalla Camera per la Giunta Veneta anche il leghista Bitonci. Ragazzi, altro pezzo da 90 della Lega, la corsa per le suppletive. Oggi Alberto Stefani, 33 anni, nuovo presidente della Regione Veneto, tornerà a Roma per rassegnare
rassegnare le dimissioni da deputato. Dopo la proclamazione ufficiale a governatore di venerdì, Stefani lascia ufficialmente libero uno scranno in Parlamento. Anzi, se il Toto Giunta darà ragione ai bookmaker, gli scranni liberi, peraltro entrambi nel Padovano, saranno 2, perché nella giunta di Stefani potrebbe arrivare anche l'attuale sottosegretario del Mimit, Massimo Bitonci, probabilmente allo sviluppo economico. Interessante, ma soprattutto certamente si parla di grandi rappresentanti della Lega, che a questo punto ci si chiede appunto cosa mai farà soprattutto questo Luca Zaia. Giro di nuovo la pagina solo per leggervi le segnalazioni. Paginone doppio per Atreyu sul Corriere, il ritorno a casa di Fini, un mio errore sciogliere AN. Come vi dicevo, Raul Bova, anche lui sarà ad Atreyu, sarò lì a parlare di social e fake news, i miei giorni di rabbia è difficile difendersi. Abbiamo seguito chiaramente tutto quello che è successo con le chat a Raul Bova, ma si parla inevitabilmente anche di migranti sul Corriere. La stretta dell'Europa, primo sì agli hub in paesi terzi, Piantedosi che dice Albania un modello. Interessante, in taglio basso, l'intervista, è un'intervista, sì, qualche frasettina c'è, di Alessandra Arachi a Tombolini, editore per ragazzi, uno di quelli che ha guidato la protesta alla Fiera del Libro. Avrete sbirciato qualche servizio, non hanno fatto vendere i libri a chi non la pensa come loro, agli editori di destra, le solite palle che succedono normalmente quando ci sono quelli di sinistra che pensano che la verità ce l'abbiano in tasca solo loro, quando la verità, come dice Sammy Varin, molto spesso sta nel mezzo, e quindi uno un libro lo può decidere di comprare, può decidere di non guardarlo neanche. Dai centri sociali all'Europarlamento, blitz e condanne del portavoce di Salis, e poi bisogna anche specificare Ilaria Salis. Qui si parla di questo editore Tombolini, che non conosce i mezzi toni, Mattia Tombolini. Meglio, non si sbaglia se si dice che conosce solo i toni molto alti della voce, indispensabili per farsi ascoltare alle manifestazioni. Non ne perde una. Anche adesso che ha un ruolo al Parlamento europeo, soprattutto adesso, verrebbe quasi da dire che come assistente di Ilaria Salis ha più strumenti per organizzare le proteste. L'ultima sabato scorso alla Fiera dei Piccoli Editori all'Eur di Roma. Paginone per Mattia Tombolini, tra i fondatori della casa editrice Morno Edizioni, uno degli assistenti della deputata europea Ilaria Salis. Ne ha più di uno. Sabato a Roma ha organizzato il partecipato flash mob a Più Libri Più Liberi contro la presenza in fiera della casa editrice di destra Passaggio al Bosco. Mi fermo chiaramente, ma se volete l'articolo è tutto vostro oggi sul Corriere, che si occupa anche di questa vergogna del primario corrotto, carte di credito, l'affitto, la Maserati, così il primario veniva corrotto, Roma, Palumbo ai domiciliari, l'accusa smistava i pazienti dall'ospedale alle cliniche amiche, e chiaramente qualcuno di voi magari ha anche qualche dubbiettino che anche dalle nostre parti succedono queste cose. Poi un esempio: scoraggiavano mia mamma dal fare la dialisi a casa, da anni lì regnava il caos. Parla il figlio di una paziente, personale allo sbaraglio, veniva mortificato. E chiaramente della situazione sanitaria se ne parla ancora, perché c'è la notizia del San Raffaele. Già, caos in corsia al San Raffaele, storico ospedale conosciuto in tutto il mondo di Milano, dove era stato curato e ospitato anche Silvio Berlusconi. Via l'amministratore unico. Milano, Galli si dimette dopo la riunione d'urgenza del CDA, aveva affidato 3 reparti a infermieri esterni.
già, carenza di personale, allora chiami gli esterni, però questi esterni non sapevano neanche l'italiano e non sapevano come comportarsi. Soprattutto non li hanno chiamati in repartini così da nulla, negli reparti intensivi, capito? Dove non devi mollare neanche per un attimo il paziente, facevano confusione con i farmaci. Robe pazzesche che fanno venire i brividi a chi magari in quell'ospedale c'è stato, come il sottoscritto Sammy Varin, bravissimi quelli del San Raffaele, ma la sensazione che avessi io è che ci fossero troppi ragazzini, troppi giovinetti. Tu dici, beh sì, è un polo anche universitario, devono imparare, sì, ma non li lasciamo da soli, vero? Giro pagina, signori, e sono sul Giornale, ragazzi. Giornale, altro quotidiano potente che merita il vostro appoggio. E per appoggio significa che alzate il culo e andate a comprarlo. Forse è quello che più merita, perché mette proprio come titolo principale la notizia del giorno. Dopo il piano rivelato dal Giornale, e se ne parlava infatti fin dalla scorsa settimana, Salvini alza il muro. Stop ai permessi per gli islamici. Il leghista chiede il rispetto di leggi e tradizioni. Paesi sicuri a Bruxelles, passa la linea italiana. Dopo l'inchiesta del Giornale che ha portato alla luce la strategia islamica illustrata da alcune figure chiave del movimento musulmano, il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini ha annunciato lo stop a ogni permesso per gli islamici finché non firmeranno un accordo con l'Italia e si impegneranno a rispettare le nostre leggi e tradizioni. Ok? Un modello trampiano che ci piace molto, devo dire, soprattutto perché questi islamici davvero non hanno firmato alcun accordo con l'Italia, con la scusa che ci sono tante anime all'interno del mondo islamico, ma loro non hanno dichiarato nulla neanche sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, non l'hanno mai firmata, si sono fatti la loro Dichiarazione Universale Islamica e insomma capite che essere gentili con chi non è della tua religione va bene, ma che ci rompano i coglioni e vogliano che noi cambiamo la nostra perché loro sono più belli e più bravi, anche no. Siamo sul quotidiano Il Giornale. Fini torna a casa, errore sciogliere AN, l'ex leader plaude a Meloni, ha saputo ricreare la comunità. Cosa gli facciamo fare a Gianfranco Fini? Avete delle idee? Scrivetemele 340 67 09 659. Tra le segnalazioni in prima pagina anche una che ci piace: a 3 mesi dalla morte, generazione Kirk, non il capitano Kirk, ma Kirk, il comunicatore americano che adesso sta girando alla grande su Instagram, ragazzi, e girano dei suoi discorsi ai giovani che faceva in questi campus interessantissimi, dove il giovinetto ti parla, ti dice cose, chiaramente sono persone di sinistra, lontanissime dal pensiero di Kirk, di Trump e anche del nostro, e lui riesce praticamente a controbattere senza usare violenza anche nelle parole eccetera, ma spiega molto bene quello che è il pensiero del suo movimento e anche il pensiero di molti noi cattolici. Generazione Kirk, perché le sue idee ora sono più forti, a pagina 10 oggi del quotidiano Il Giornale, che però io apro con la vittoria per l'Italia, ragazzi miei. Ancora prima dell'articolo su Salvini si parla di rimpatri, i primi 7 paesi sicuri e Piantedosi rilancia l'Albania, un articolo firmato Fausto Biloslavo e solo per questo vale la pena oggi di acquistare Il Giornale. Il Consiglio europeo approva a maggioranza i criteri per le espulsioni rapide degli irregolari, i ricorsi giudiziari non avranno più un effetto sospensivo automatico, il focus dall'Egitto alla Tunisia,
cade un muro. Il criterio: sono rispettati diritti fondamentali. Insomma, Bangladesh, Egitto, Tunisia, Marocco, Colombia, India e Kosovo sono i paesi certificati come sicuri dal Consiglio d'Europa riunito ieri a Bruxelles. I numeri parlano chiaro: dalla primavera araba del 2011, quando ci siamo infognati nel più grave errore strategico dell'Italia dalla fine della seconda guerra mondiale, bombardando il regime di Gheddafi in Libia, sono sbarcati in Italia fino a metà 2024 1171.892, per un numero pazzesco. Ben 208.988 sono stati portati dalla flotta delle ONG. Le prime 3 nazionalità provenivano dalla Tunisia, Bangladesh ed Egitto. Quest'anno i migranti illegali dal Bangladesh hanno battuto tutti con 19.479.000 arrivi, prima erano 1.170.000 eccetera. A Dacca, dopo la cacciata di una premier corrotta, governa il premio Nobel per la pace Yunus, che non ha certo un dittatore assetato di sangue. In Egitto chi comanda è l'ex generale Abdel Fattah al-Sisi, che non sarà uno zuccherino ma che ospita tranquillamente nel suo paese 8,7 milioni di turisti, in crescita del 24% nel primo semestre. Nel 2024 gli italiani erano oltre 800.000, che non sarebbero andati a Sharm o a vedere le piramidi se non si sentivano sicuri. La Tunisia è l'unica nazione uscita con le ossa meno rotte dalla primavera araba, ma nonostante l'accentramento dei poteri del presidente Sayed non ha abbandonato la strada di una fragile democrazia. L'India è la più grande democrazia del mondo in termini di popolazione. La Colombia sarà ancora influenzata dai narcotrafficanti, ma si vota come in ogni paese normale. Il Kosovo lo abbiamo addirittura reso indipendente bombardando i serbi. Gli abitanti, soprattutto giovani, se ne vanno in cerca dell'illusorio Eldorado europeo e non perché vittime del governo. Ovviamente, se vogliamo cercare il pelo nell'uovo, nessuno di questi paesi può considerarsi sicuro al 100%, ma non significa che tutti scappano per violenze, repressione e tortura. La stragrande maggioranza è composta da migranti economici che non avrebbero diritto di entrare in Italia senza documenti per la via illegale del mare o quella terrestre della rotta balcanica gestita dai trafficanti di uomini. Semplice e facile questo focus. Ancora di più l'articolo di Fausto Biloslavo, che vi invito a leggere a pagina 2 del quotidiano Il Giornale. Stufi di attacchi e ipocrisie, l'antisemitismo dilaga, ora serve un DDL condiviso. Intervista con Walker Mengagi, capo della comunità ebraica di Milano. Albanese, aspetto un monito anche io. Ma a pagina 3 c'è Salvini. Salvini dice basta, no agli islamici se non rispettano le nostre tradizioni. Lodovica Bulian, il vice premier, replica ai giovani musulmani dopo il nostro servizio. Si è parlato sia sul Giornale che anche sul Tempo del piano segreto del partito islamico. Bene, stop a ogni permesso per gli islamici finché non firmeranno un accordo con l'Italia e si impegneranno a rispettare le nostre leggi e tradizioni. Il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini reagisce a quanto riferito dal Giornale in questi giorni sulla strategia islamista emersa da alcune figure chiave del movimento musulmano, che può contare su diversi esponenti nelle giunte comunali dei Dem e della sinistra. A innescare la risposta di Salvini è anche il podcast di un attivista dei giovani musulmani d'Italia, che ha ragionato sull'aumento della popolazione musulmana da qui al 2050 e del traguardo di un partito politico islamico competitivo. Ibrahim Youssef, nel podcast Strong Believer, parla dell'elezione di Mamdani a sindaco di New York con questo paragone. Pensate al caso dell'Italia. Oggi abbiamo dei partiti di destra
che quasi un secolo fa erano coloro che sterminavano gli ebrei e invece ora promuovono lo Stato di Israele, hanno fatto un cambio radicale enorme. Poi è stato fatto anche un conto sulla base delle stime del Pew Research Center degli Stati Uniti, secondo cui se nel 2022 i musulmani erano il 4,6 della popolazione italiana, le proiezioni indicano un 9,6 del 2050, parole che hanno indignato il segretario del Carroccio, che propone di sospendere i permessi agli islamici in attesa di una sorta di accordo per il rispetto delle tradizioni e dei valori della democrazia occidentale. Resta da capire come la proposta sia realizzabile. Ne parla un paginone oggi a pagina 3 del quotidiano Il Giornale. Ci fermiamo, qualche minuto di Qui Parlamento con Simone Billi. Qui Parlamento. Grazie Presidente, Sottosegretario, cari colleghi. Questo provvedimento compie un passo importante per porre rimedio a una palese ingiustizia ai danni dei nostri connazionali all'estero, in particolare per coloro che hanno la prima casa nel comune di origine, spesso un piccolo comune sotto i 5.000 abitanti. Presidente, Sottosegretario, chi vive e lavora all'estero ma mantiene una casa in Italia lo fa per avere un legame concreto con il suo paese, con il luogo dove si torna, per assistere i genitori anziani, per mantenere radici vive. Presidente, Sottosegretario, non possiamo continuare a ignorare quasi, anzi più di 7 milioni di italiani all'estero. Sono a tutti gli effetti la seconda regione d'Italia, dopo la Lombardia e prima del Lazio. Di questi, oltre 3 milioni vivono in Europa. Trattarli come cittadini di serie B, caricando eccessivamente le proprie case in Italia di tasse, significa colpire il loro legame affettivo e identitario con l'Italia. L'equiparazione dell'IMU con quella pagata dagli italiani in Italia è un atto di equità fiscale e di rispetto verso tutti quei cittadini all'estero che contribuiscono ogni giorno all'immagine e all'economia del nostro paese nel mondo. La casa dei nonni, la casa di famiglia non è un bene marginale, è un ponte stabile con l'Italia. È il luogo dove si riportano i figli, è il luogo dove si riportano i nipoti a conoscere il paese d'origine. Sottosegretario, Presidente, c'è poi un aspetto economico molto importante. Quando gli italiani all'estero tornano al paese di origine per visitare i genitori, i parenti, gli amici, fanno rivivere l'economia locale, riaprono case che altrimenti resterebbero chiuse, spendono nei bar, nei ristoranti, nei piccoli negozi, coinvolgono artigiani, tecnici e professionisti. In tanti paesi quasi disabitati per gran parte dell'anno è proprio il ritorno degli italiani all'estero che fa ripopolare le strade e tiene in vita la comunità. Questa riforma quindi è giustizia fiscale ed è anche un successo della politica, quella buona. È il frutto del lavoro dei partiti di maggioranza e anche di alcuni partiti di opposizione. Al riguardo voglio cogliere l'occasione per ringraziare il relatore Ricciardi, che ha lavorato con i ministeri per arrivare a questo importante obiettivo per gli italiani all'estero, a riprova del fatto che quando si lavora insieme per il bene concreto delle persone, i risultati si possono raggiungere. Presidente, Sottosegretario, invece dispiace che non si sia potuta raggiungere l'unanimità nel voto in aula anche per l'emendamento sulla Tari, l'emendamento per abbassare la Tari per gli italiani all'estero. Infatti Verdi Sinistra si è astenuta e i 5 Stelle, Presidente, hanno addirittura votato contrari. Questo provvedimento quindi e le votazioni in aula sono un segnale chiaro per gli italiani nel mondo
su chi ha scelto di alleggerire le tasse sulla casa e chi no. Cari elettori, alle prossime elezioni tenete conto anche di questo. E con estrema soddisfazione, Presidente, Sottosegretario, dichiaro il nostro voto favorevole. Grazie. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Things that tremble, tingle like a bubble full of rainbows that crack. Sizzle sings and whisper when the shadows lace the moonlight with black. Oh, oh. Things for silver lining, sparkle, tinsel, twinkle, shining with waving wispy willow wings and brittle song of Christmas time dream. Wow, I'm dreaming of Christmas. To you, Merry Christmas. Dreaming of a Merry Christmas. To you, Merry Christmas. Galloping, gliding, Santa Claus is sleigh we're riding in. Bring the joyful tidings to the dreamers who are lying below. Oh, I'm talking of daydreams, wishes and moonbeams. Then a tremble, tingle like a bubble full of rainbows and lights. When you came to wake me and to wish me Merry Christmas in life. Christmas in life. I can tremble, tingle like a bubble full of rainbows and lights. When you came to wake me and to wish me Merry Christmas in love. Oh, Merry Christmas in love. When you came to wake me and to wish me Merry Christmas in love. Merry Christmas in love. When you came to wake me and to wish me Merry Christmas in love. Dio, Deo, Deo. Beh signori, è una versione simpaticissima di Merry Christmas in Love da parte di Dolce Vita, così si fa chiamare in arte Eleonora Porciatti, figlia d'arte che è stata scelta da Tony Renis per i 60 anni del celebre Quando e da lì tante collaborazioni. Christmas, Merry Christmas in Love con Dolce Vita ci ha portato alle 9:06 primi. Tra pochi istanti ci collegheremo con Alberto Acerbi, signori, e già perché ogni martedì e ogni venerdì ci dice qualcosa sulle sue produzioni e prossimi vostri regali di Natale. Intanto un giro di WhatsApp al 340 6709 659. Marila scrive: la Rai si facesse pagare il canone da mafia e spacciatori, visto che non c'è produzione di fiction che ne tratti di quanto è potente la mafia e non ammicchi al consumo di spinelli o coca. Marina, in effetti viene anche a me il dubbio. Gran parte di queste produzioni che vediamo ogni sera parlano di questo, forse perché ne siamo veramente pieni. Tanti WhatsApp: mamma mia, Sammy, il canone non si può tagliare, altrimenti come si dà a dare milioni agli ospiti di Sanremo? Al sud non ci vogliono, però i soldoni sì? Punto di domanda. Ma vi rendete conto che cazzo di pallonari abbiamo al governo? Basta destra e sinistra,
Mattarella, basta accoppiamenti, la Lega deve stare sola, altrimenti sarà spazzata via. Il problema è che ci spazzano via ancora più facilmente se stiamo da soli, e l'avevamo capito un po' di anni fa. Deve premere sull'emigrazione straniera dalle carceri e uscita dall'Europa e alleanza con la Russia, e i voti saranno devastanti, ci scrive un nostro ascoltatore. Berengario in Subrico saluta e suggerisce Fini, ottimo agente immobiliare. Pina, buongiorno. Se faccio all'interno della vostra trasmissione questa domanda uscendo dal tema, scusate, ma in questo periodo natalizio si parla molto di tutelare le nostre tradizioni cercando di non nuocere, non offendere a quelle dei nostri emigranti. Ebbene, la domanda è questa: se noi italiani andassimo nelle loro nazioni, potremmo altrettanto fare un nostro presepio o altro? Sono molto curiosa della vostra risposta, cara Pina. Invito voi ascoltatori a dirci il vostro parere al 340 67 09 659. E adesso però il parere ce lo dice lui. A proposito di tradizioni, di identità italiane, abbiamo con noi Alberto Acerbis. Ciao! Ma buongiorno, buon Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori, un ben ritrovati, un caldo e generoso abbraccio da parte di Alberto Acerbis. No, io voglio dire una cosa, posso Sammy? Posso? Vai. Allora, io sai che sono legato alle tradizioni in modo particolare al dialetto, a tutti i dialetti. Io considero il dialetto una lingua a tutti gli effetti, è arrivata prima di tutto il resto. Mamma mia. E a Brescia dicevano che quando nasceva un bambino, cioè nelle famiglie, dicevano questa cosa, poi traduco perché non sono bresciani, che in famiglia le mai crescer che calà. Cosa voleva dire? Che in una famiglia è sempre meglio crescere che calare di numero, sempre meglio. Quindi mi leggo al discorso del Natale, ma comunque sia, se tu festeggi, lascia perdere la religione, perché dice, ma se tu festeggi la nascita di un bambino al freddo, senza soldi, in una condizione miserabile, e lo festeggi, ma non è un atto comunque di grande umanità a prescindere dalle religioni? Questo io lo penso. Mi fermo qua. Amici, allora stiamo attenti bene. Io devo ricordarvi il sito olioacerbis.com, www.olioacerbis.com, ritrovate le nostre offerte. Col discorso del Natale siamo quasi ormai verso la fine, stiamo contando le ultime confezioni natalizie, non voglio farvi il pappone, il prezzo, voi andate sul sito e vedete quello che abbiamo disponibili. Quello che voglio ricordarvi è che praticamente si è conclusa la campagna olearia, abbiamo raccolto tutto quello che si poteva raccogliere, chiaramente soltanto le olive migliori, e lo dimostrano le analisi chimico-fisiche del prodotto, diventano olio extravergine di oliva Acerbis, e da questo momento abbiamo disponibile tutti i nostri oli. Abbiamo disponibile il fresco di frantoio, che va bene a crudo e va molto bene in cottura perché è un punto di fumo molto importante. Abbiamo il primo novello etichetta nera da usare a crudo su carni bianche, pesce, pizza, insalate, e abbiamo pronto anche da questa mattina il grezzo, il mosto, quello torbido, che si spoglia, che rimane così fino più o meno a aprile, poi si spoglia. Quindi 80, attenti perché è il prezzo dell'anno scorso, è il prezzo di 2 anni fa, 84 euro. 6 bottiglie di olio Acerbis, confezione assaggio 222, è un bellissimo regalo di Natale, e voi provate i nostri oli. Imbottigliamo su ordinazione sulle sponde del lago di Garda, cioè non è che io ti do l'olio che ho imbottigliato un mese fa, no, tu chiami, ciao Alberto, sono Sammy, cosa vuoi chi? Voglio l'olio, bene, per quando? Tra 15 giorni, io ti imbottiglio l'olio tra 15 giorni e ti arriva una specialità assoluta. Quindi per ordinare 030 68 44 08 per quanto concerne il telefono, e oggi pomeriggio se volete parlare con me io sono disponibile per tutte le informazioni più specifiche, olioacerbis.com per quanto riguarda tutto il resto. Quindi se volete un olio importante, se pensate che l'olio extravergine sia qualcosa in più di un unto per ungere la padella, se pensate questo, se lo pensate con nutraceutico, se lo pensate nella vostra quotidianità come un prodotto importante, chiamateci. Noi siamo qua, domandare lecito, rispondere a cortesia.
Vi ricordo il sito olioacerbis.com. Ho detto tutto, Sammy, ti ringrazio, buona mattinata, buona musica, buona informazione, buon tutto, un grande abbraccio da parte mia a tutti voi. Grazie Alberto Acerbis, buona settimana, c'è fretta di andare a imbottigliare, signori, però avete capito, 030 68 40 408, siete ancora in tempo per un regalo davvero identitario, che parli italiano, ma soprattutto che faccia parlare italiano alla tavola dove lo porterete, un qualcosa che vi distingue, soprattutto se siete della Lega. Posso aggiungere questa cosa? Poi Acerbis lo ordinano tutti, è di destra, di sinistra, fascisti, comunisti, ma se siete della Lega, regalare una bottiglia di olio extravergine di oliva Acerbis è un simbolo, perché noi lo amiamo, il territorio, lo difendiamo, e quest'oggi ne parlano anche parecchi quotidiani. Non mi soffermo ulteriormente a pagina 3 del quotidiano Il Giornale. Vi dicevo, Salvini dice basta, no agli islamici che non rispettano le nostre tradizioni, e questo deve essere un mantra che dobbiamo proseguire portandolo avanti anche nei prossimi mesi. A pagina 4, agente ferito, la firma di Askatasuna, assalto alla TAV di 50 militanti a volto coperto con bombe carte, autostrada chiusa, ragazzi, così non si può andare avanti. Quello sgombero bloccato dal sindaco PD, le mosse di Lo Russo per resistere al governo, si parla dello sgombero del centro sociale a Askatasuna, da cui arrivano praticamente tutti quelli che ancora si oppongono alla TAV, e pare che i paesi intorno siano d'accordo ormai alla TAV, ne parliamo tra poco. Dopo l'escalation di violenze, l'appello a chiudere il centro, ma per il comune non c'è nesso tra il dialogo e l'eversione. Altro paginone interessantissimo oggi sul quotidiano Il Giornale, che poi si occupa a pagina 5, accusa gli editori di destra e fa libri sul sesso tra bimbi. Stiamo parlando dello sconcertante catalogo antagonista di Momo, diretto proprio da lui, Tombolini. Anche sul quotidiano Il Giornale se ne parla. L'indignazione di Provita, ma soprattutto il viaggio nel salone, più libri, più liberi, al centro dell'attenzione in questi giorni, perché sono stati vietati i libri che non erano di sinistra, un festival antifascista e pro-gender, ma resta vuota la scatola della cultura, scrive Francesca Albergotti sul Giornale. I 10 euro spesi per l'ingresso lasciano l'amaro in bocca, pure 10 euro sospesi a chissà chi vanno, dici tu, no? Il miracolo di Atreyu, Fini ritorna a casa, ho sbagliato su AN, ma Giorgia ha saputo ricreare la comunità. Ma soprattutto nella pagina 7 intervista a Massimo Sertori, con i riflettori che si accendono. Ora anche Roma vuole l'Olimpiade. L'assessore ringrazia Giorgetti, sua grande idea. Bella intervista a questo importante assessore Massimo Sertori, che segue la partita per Regione Lombardia, e c'è chi le Olimpiadi nemmeno le voleva e chi invece ha lavorato sotto traccia ogni giorno per realizzarle, scrive Nicolò Rubeis oggi sul Giornale. Mentre le luci di Milano e di Cortina si accendono sui giochi, tutti cercano di salire sul carro, come a Roma, la città che le rifiutò. Le Olimpiadi ci saranno per la buona volontà di alcune persone come il ministro Giancarlo Giorgetti, vero padre nobile di questi giochi, assicura l'assessore Massimo Sertori, che segue la partita per Regione Lombardia. Sempre schivo e mai alla ricerca di visibilità, Giorgetti un po' come il Mr. World di Tarantino, il risolutore di problemi. Quando c'è qualcosa che non va, gira che ti rigira, sempre da lui si va. Sertori, dietro le quinte tanto lavoro che non si vede, molti si danno da fare in silenzio, dice Sertori, poi c'è sempre qualcuno che ci mette il cappello. Noi lombardi, così come i veneti, lavoriamo senza cercare like o titoli. Ci sono tante persone che non si fanno vedere, ma senza le quali queste Olimpiadi non ci sarebbero state. Tra queste Giorgetti. Roma aveva detto no alle Olimpiadi estive, ricordiamolo. Giorgetti era sottosegretario al Consiglio con delega allo sport in un governo con i 5
5 Stelle che non volevano i giochi perché erano uno spreco di denaro. Si inventa un accordo. Il governo presenta il dossier, ma le fideiussioni le devono mettere le regioni. Giorgetti sente Attilio Fontana e Luca Zaia e il resto è storia. Se tra 2 mesi ci saranno le Olimpiadi è grazie a questa idea di Giancarlo. E oggi Roma guarda con favore alle Olimpiadi? All'inizio le hanno sentite un po' lontane, ora che si accendono i riflettori le vedranno da vicino. Abbiamo fatto in 5 anni quello che lo si fa in 10. Il PD ci critica perché alcune opere non sono finite, sono gli stessi che quelle opere non le volevano. E prosegue l'intervista al bravissimo assessore della Lega, Massimo Sertori, che segue la partita Olimpiadi per Regione Lombardia, ma che ricorda come anche quelli che non le volevano adesso salgono col carro e vorrebbero fare anche loro quelli che corrono con la fiaccola. Giro la pagina, a pagina 10 del giornale, paginone riservato a tutti coloro che vogliono proseguire il bellissimo lavoro comunicativo che ha fatto Kirk in questi anni in America. Le idee di Kirk sono sempre più forti. L'anniversario dell'attentato è l'occasione per ragionare sulla sua eredità. 3 mesi dopo il suo omicidio, l'attivista continua a influenzare la galassia maga. Paginone da leggere, signori, è veramente il caso. Caos al San Raffaele, si dimette l'amministratore unico Galli. La decisione del CDA riunito dopo il blocco degli accessi e del pronto soccorso, la regione indaga, ma alla base di tutto appunto aver affidato importante sale dove c'era un'assistenza importantissima a cooperative esterne. Ci pare che ci sia stata una difficoltà con la lingua italiana, un infermiere che avrebbe scambiato l'amiodarone, che è un farmaco che ben conosciamo noi che soffriamo di cuore, con un modarone che non esiste, somministrando una dose di un medicinale nettamente superiore all'indicazione. Ragazzi, cioè, cooperative esterne sì, ma con l'assistenza di qualcuno che ne capisca qualche cosa. Non scherziamo. Ok, David Rossi è stato ucciso. La perizia shock riapre il caso, uno degli argomenti che abbiamo trattato per anni su queste frequenze. Oggi se ne occupa sul giornale a pagina 13 Felice Manti. Il documento sarà questa sera in onda alle Iene. David Rossi è stato ucciso, la perizia shock riapre il caso. Il manager NPS volò dalla finestra 6 marzo 2013. L'esperto di cadute dice ecco perché fu tenuto per i polsi. David Rossi è stato ammazzato, ma da chi e perché? Il giallo del manager NPS è precipitato al 6 marzo 2013 dalla finestra del suo ufficio di Rocca Salimbeni nel pieno del risico bancario che coinvolgeva l'istituto di credito legato al PD, si arricchisce di una nuova decisiva prova, una perizia scientifica che dimostrerebbe con un'approssimazione del 95% quello che tutti pensano. Il responsabile comunicazione di MPS, braccio destro dell'allora numero 1 di Siena, Giuseppe Mussari, è stato tenuto per i polsi da qualcuno che poi l'ha fatto cadere. Non è stato un suicidio, come ha voluto farci credere sin dall'inizio la procura di Siena. Paginone sulla morte di David Rossi, ma questa sera alle Iene se ne parla. Ultima segnalazione dal giornale: Gesù in ostaggio dell'ideologia woke. A Bruxelles gli cancellano il volto, mentre a Chicago lo rappresentano in manette. Il bambinello strumentalizzato dai progressisti. Prosegue il Presepe Pride del quotidiano Il Giornale. Ogni giorno una statuina da ritagliare. Oggi un bellissimo uomo con la lanterna per farvi il vostro presepio con le pagine del quotidiano Il Giornale. Giro di nuovo, cambio di nuovo quotidiano, signori, e come al solito mi scuso per chi vorrebbe andare in diretta, ma oggi la rassegna stampa è ricchissima di segnalazioni ed è anche un giorno di festa per tutti noi che abbiamo certe idee. La Stampa oggi apre con Kiev, Meloni media sui territori, ma anche la bella intervista con Jacobs. Non riesco a tornare in pista, ferito dall'invidia
ho perso la scintilla. Non manca l'argomento migranti, la stretta dell'Unione Europea, avanti con i centri albanesi. I governi dell'Unione Europea hanno compiuto un ulteriore passo che segna una notevole stretta nel campo delle politiche migratorie, grazie a un accordo su 3 regolamenti che andranno a integrare il patto migrazione e asilo. Finalmente c'è stata la svolta chiesta dal governo italiano, ha esultato il ministro dell'interno Piantedosi, secondo il quale l'intesa consentirà di rilanciare i centri in Albania. Non sarà la logica del muro a renderci più sicuri, commenta Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio. Queste le principali segnalazioni sulla Stampa, che io penetro immediatamente a pagina 10. Migranti, strette europea, ok alle norme di Meloni, sia agli hub albanesi, ma il paginone è per Andrea Riccardi, il fondatore della comunità di Sant'Egidio, che dice: non si scarica il problema sugli stati di prima accoglienza, la logica del muro non ci rende sicuri, è il trionfo delle paure nazionaliste. La questione si affronta nella società con processi di integrazione, lingua, lavoro e inserimento in comunità. Sì, ok, però se non si integrano, se dopo 30 anni ancora non parlano l'italiano, c'è qualcosa che non funziona. Arica, serve più lavoro di intelligence contro il business dell'immigrazione illegale e i trafficanti di esseri umani. Non si tratta di aprire le porte in maniera indiscriminata, ma di garantire strade legali. Se ne parla nel paginone oggi sul quotidiano La Stampa, che parla anche dei 20 anni di protesta No TAV. In 3.000 sfilano in Val di Susa per celebrare l'inizio della lotta. Dalla Palestina agli armamenti, la campagna contro il treno è divenuta laboratorio di dissenso, un altro futuro è possibile. Paginone è per ricordare i 20 anni di protesta, ma non si parla però dei sassi e delle bombe tirate ai carabinieri. Interessante invece l'intervista con Antonio Ferrentino, che è l'ex sindaco di San Antonino di Susa, uno dei paesi intorno dove deve passare la ferrovia. È solo un megafono per Askatasuna. Oggi non ha senso opporsi all'opera. Oggi, 20 anni dopo, il movimento No TAV non ha più senso, è fuori tempo. Addirittura trovo che il ruolo dei sindaci all'interno del movimento sia del tutto marginale. Ora la gran parte della valle è a favore della linea Torino-Lione. Il movimento invece è ormai gestito dai centri sociali di Torino. Per Askatasuna l'opera è l'unico vero megafono per ottenere visibilità. Antonio Ferrentino, l'allora sindaco di San Antonino di Susa, nonché presidente della comunità montana Bassa Valle di Susa, oggi è a favore dell'opera. Eppure, 20 anni fa, fu uno dei primi a criticarla. Ai tempi Ferrentino era critico e contestava la realizzazione della TAV proprio perché eseguiva attraverso l'esproprio forzoso imposto dalla legge obiettivo firmata dal governo Berlusconi, un'ipotesi che non teneva in considerazione il confronto con il territorio. Oggi è sbagliato opporsi? Assolutamente sì, risponde l'ex sindaco, lo dicono anche i risultati delle elezioni comunali, dove gran parte degli amministratori ormai sono a favore della TAV. A Bussoleno, un tempo cuore della protesta, il sindaco ora è a favore. Signori, sembra incredibile, siamo sul quotidiano La Stampa, giro quotidiano, e sono sulla Verità. Ecco perché l'Europa rischia il crack. E quante volte l'abbiamo detto? E domani intervistiamo Deborah Bellotti, signora delle stelle, a mezzogiorno, che ci farà le previsioni. Trump e Musk attaccano, ma il disastro è firmato Lagarde von der Leyen. Sondaggio: i capi azienda del vecchio continente preferiscono investire negli USA. Dimon, il banchiere più potente del mondo, dice: l'Unione Europea allontana imprese e innovazione, ma la BCE non hanno capito la situazione, vogliono alzare il tasso e tenersi il nostro oro. Oggi sulla Verità, intervista con la Boccassini, che dice impossibile lavorare a Palermo dopo la morte di Borsellino, irregolari le richieste di Scarpinato su Dell'Utri, la svolta sui clandestini,
saranno trasferiti alla faccia dei colpi bassi dei magistrati, ma io giro subito all'interno, signori, perché meno Unione Europea, più stati nazionali. Oggi La Verità intervista Giulio Sapelli. L'economista interviene sul documento dell'amministrazione americana in cui si preconizza la fine del vecchio continente. Una comunità di paesi non può esistere senza una Costituzione. Ha prevalso una burocrazia celeste personificata da Ursula. Giro la pagina ed eccola qua la notiziona del giorno su tutti i quotidiani. Il Consiglio UE sblocca i rimpatri, ma la Germania ci ridà i clandestini. Bruxelles accoglie le richieste italiane, arriva la lista dei paesi sicuri verso cui espellere gli immigrati. Ci sarà la possibilità di aprire hub in stati terzi, però c'è pure l'accordo con Berlino sulla redistribuzione. Giro di nuovo la pagina, Boccassini shock. Dopo la morte di Borsellino non si poteva indagare. Oggi intervistata la Boccassini a pagina 13 del quotidiano La Verità. E altro articolo che non ti aspetti, siamo a pagina 17, il consenso informato non evita gli stupri. Un sondaggio di Alessandra Ghisleri svela che la maggioranza dei cittadini nutre seri dubbi sull'efficacia della legge che dovrebbe prevenire le aggressioni, quella che è stata criticata anche da voi ascoltatori. Una norma bipartisan che però gli elettori del partito del Premier e quelli della Schlein non apprezzano. E come vedete, siete sempre voi quella che l'azzeccate, cari ascoltatori, ce l'avete detto dal primo giorno. Catapulte contro la polizia. Ormai è terrorismo il titolo invece di Libero. Eccolo qua il paginone. I Notav colpiscono ancora, catapulte contro gli agenti che presidiano il cantiere. La Lega chiede di chiudere Askatasuna. Ennesimo weekend di follia in Valle di Susa. Raid di attivisti antagonisti per danneggiare gli scavi della Torino-Lione, bombe carta piene di chiodi e bulloni contro la polizia, poi parte la sassaiola che ferisce un funzionario. Paginone sul quotidiano Libero che parla anche con Pietro Senaldi della questione rami. Da rami all'alta velocità, l'opposizione scelga da che parte stare. Interessante, vero? Le accuse alla sinistra delle forze dell'ordine, basta coprire i violenti, ma soprattutto, signore, la risposta ai giudici italiani a pagina 4 di Libero. Il Consiglio UE segue l'Italia sulla lista dei paesi sicuri e apre ai centri di rimpatrio fuori dai confini nazionali. Non manca Fini che si confessa ad Atreju, sbagliai a sciogliere AN, e poi lo scontro alla Fiera del Libro. Saviano punge Zero Calcare, Vendola sfregia il Vangelo, tutti i protagonisti queer. Mamma mia, ragazzi. Infine, la vicenda dossieraggio sulla Lega. A pagina 11 di Libero, Simone Di Meo prosegue la sua inchiesta, le manovre in Vaticano degli spioni anti-Lega. Il finanziere Striano con una card accedeva ai palazzi dello Stato Pontificio e millantava assunzioni per gli amici. Emergono i legami con il caso Becciu. Ne parla solo il quotidiano Libero e certamente ne parleremo anche quest'oggi nel corso di varie trasmissioni. Per il momento Sammy Varin qua si ferma, ringraziando Simone Due in regia. Io torno alle ore 11. Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.